Siamo qui stasera con il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, nonostante l'inclemenza del meteo siamo tutti qui, cittadini, autorità, per inaugurare questi mercatini. Se ci puoi illustrare le attività principali che si svolgeranno durante queste festività natalizie. Abbiamo quest'anno voluto introdurre questa nuova iniziativa, quello dei mercatini di Natale, coinvolgendo tutto il mondo produttivo raffadalese, ma abbiamo voluto anche nelle iniziative che faremo nei giorni a venire coinvolgere il mondo scolastico, tutti i giovani e i quartieri, in cui verranno anche all'interno dei vari quartieri organizzati dei mercatini di Natale rionali, cui poi alla fine daremo un premio al rione che è stato addobbato in modo migliore o al mercatino rionale che ha avuto maggiore successo. Abbiamo voluto cercare di rendere questa festa un po' partecipata in modo tale da coinvolgere l'intera comunità raffadalese. Naturalmente andiamo incontro a un momento molto difficile per gli enti locali, specialmente quest'anno il caro energia. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il governo della regione che ci ha pensato cercando di alleviare un attimino quelli che sono gli oneri che i comuni stanno subendo per il caro energia. Ma nonostante ciò colgo l'occasione per chiedere un aiuto in più, perché i comuni ormai versano tutti quasi in dissesto finanziario, e dare delle risposte ai cittadini anche sotto l'aspetto culturale, ludico, recreativo diventa molto difficile. Laddove non arrivano le risorse pubbliche, però vedo che c'è molta attività tra la gente nei quartieri, appunto si raccolgono le somme necessarie per allestire il presepe vivente e altre iniziative. È un segno positivo questo di una comunità viva. Sì, sicuramente Raffadali è stata sempre presente, è stata sempre solidale, è sempre disponibile quando si parla di iniziative che coinvolgono l'intera comunità. In questo modo siamo sempre stati e lo saremo solidali nei confronti dei più deboli, cui stiamo cercando di renderli partecipi in questa manifestazione e aiutarli. Diciamo che quando si mette in moto la macchina dell'intera comunità le cose riescono bene. Il sociale e il pubblico con il privato ha sempre portato ottimi frutti nel nostro comune.